Sì, ovvio che magari ho un po' paura, però alla fine dipende anche da me, quindi no, diciamo che sono serena. Il segreto di Francesca, quello che incanta folle di ascoltatori, sembra essere proprio quella semplicità che l'ha contraddistinta fin dall'inizio della sua avventura in TV. Partecipo a X Factor perché sono stata segnalata dal comico del mio coro gospel durante un concerto. Mi ha iscritto a X Factor, a quel punto ho detto vabbè, facciamo X Factor e ho provato. Tutto è cominciato come un gioco. Quando hai capito che poteva diventare una cosa seria? Ma secondo me è stato comunque un gioco fino alla fine, cioè perché alla fine non è, la musica non è arrivare primi, secondi, terzi, cioè ovvio che in X Factor è così, però X Factor è una parte, diciamo, quindi non è una cosa assoluta, quindi secondo me, dato che appunto la musica è per prima cosa un'esigenza, una passione che si ha anche a prescindere dal risultato, appunto secondo me è stato un bel gioco, ma più che altro una bella esperienza per crescere. Qualcuno ha partecipato a X Factor vedendola come l'occasione della vita. Non ti senti di aver un po' portato via qualcosa a queste persone facendolo come un gioco? Non so cosa dire sinceramente, cioè no, io non lo sto sminuendo, ho semplicemente la mia visione che secondo me è un'esperienza molto molto bella perché ti dà veramente un'opportunità incredibile, oltre al fatto che vabbè, è una visibilità pazzesca e quindi hai modo di farti conoscere a tante persone, ma proprio è una cosa bella se tu, cioè la devi vivere un po' come una scuola, quindi vai lì e le persone sono lì che lavorano per te e tu vai lì a imparare, ad apprendere un sacco di cose, quindi cioè, è un'occasione, secondo me non è l'occasione.